Eder, Mech, Pallister. Che bel coltello spada, Francesco, dove l'hai preso? Io non l'ho mai vista questa perché ben me ne ricorderei, ha una forma talmente particolare che ben me ne ricorderei. O soffro di amnesie, perché non è un coltello ma è proprio una spada ed è un'arma particolare che utilizzava la falange macenone. E quel silicone da dove è uscito? L'abbiamo utilizzato nel bagno dei genitori dell'avvocato che si era rotto e perdeva. Io sono andato a sistemare questo bagno. E il telefono bianco? Non lo so che fine abbia fatto, è un bel mistero. Che bel coltello spada, Francesco, dove l'hai preso? Sì, io l'arma lì non l'avevo mai vista perché è talmente particolare che io, essendo appassionato di storia, fin da piccolino leggevo sempre libri di storia, anche quando era i primi giorni di scuola. Quindi quest'arma stava in un mobile, questo mobile dov'era? Prima era esterna, tant'è che la vedi tutta rovinata, sotto la tettoia là dove abbiamo fatto il pavimento, e l'avevamo portata dentro, ma quando l'avevamo portata dentro avevamo controllato, anche perché avevamo appena fatto il pavimento qua, l'ho svuotata perché comunque pesava, c'erano dentro computer, c'era dentro roba ancora, addirittura medicinali scaduti nel 2020. Gli inquirenti l'hanno sequestrata. È giusto che sia un'arma. Ma tu di questa spada non ti ricordi? No, perché è un'arma talmente particolare che me ne sarei ricordato, anche perché un'arma del genere, si parla proprio di una spada, si parla, non di... E comunque questa abitazione, diverse denunce sono state fatte per violazione di domicilio, anche il pilastro Lario erano intervenuti i carabinieri che era stato demolito durante una violazione di domicilio, c'era qua materiale, c'era qua di tutto, non erano venuti per rubare perché c'era materiale per diverse decine di migliaia di euro che potevano tranquillamente sottrarre, ma anche solo dei cavi di rame, che c'erano qua dei cavi di rame, le prolunghe dei cantieri, cose così abbandonate qua da mesi, ma anche il video, quello del 22 marzo. Quindi nella bergamasca i ladri sono un po' alla Robin Hood, vengono e invece di rubare portano oggetti. Io dico che questa casa è stata tante volte, ci sono state querele tante volte per violazione di domicilio, è facile entrare perché scavalcavano da lì, anche il cancello sotto mi ha messo il filo spinato dopo il 22 perché c'è proprio un video che nella querela che ho mostrato in aria si vede chiaramente, è stato legato e mandato in procura, la parte di là erano cadute delle piante quando c'era ancora in vita Pamela. Quindi potrebbero anche tornare e portarti la testa di Pamela. Questo non lo so, però comunque già un'arma rischi 2 anni di galera. Io non terrei un'arma in casa non denunciata. Si parla di un'arma, si parla ed è facile entrare, perché anche ormai da innocente che vengo accusato delle peggio cose, ormai non ho più paura di niente. Mi viene contestato nell'avviso di garanzia anche il fatto che io subito dopo la morte di Pamela, il giorno 14 d'ottobre, io subito mi ero dato da fare con gli inquirenti per cercare di aiutare la giustizia nell'indagine di femminicidio, omicidio. Io so soltanto, Gianluigi, che ci sono diversi giornalisti che continuano a commettere reati e deontologicamente continuano a avere comportamenti assurdi. Continuano a commettere reati. Comunque anche solo il fatto un'arma si rischiano 2 anni di carcere per un'arma, perché comunque è un'arma. Solo che se si scoprisse che quest'arma non è stata usata per tagliare la testa a Pamela non avrebbe senso il fatto che te l'hanno portata a casa. Ma anche solo per farmi prendere 2 anni di carcere. Un'arma. Nel caso Liliana Resinovic si apre un altro capitolo, perché evidentemente il fascicolo principale non bastava più. Serviva anche il processo parallelo, quello sulle parole, sulle accuse, sulle frasi dette in televisione e sul famoso tribunale del web, dove la sentenza arriva prima ancora che qualcuno abbia finito di leggere gli atti. Una comodità moderna, niente giudice, niente prove, niente contraddittorio. Basta una tastiera, una teoria cucinata al microonde e via. Tutti investigatori da salotto con la laurea honoris causa in me l'ha detto mio cugino. Al Tribunale di Trieste è iniziato il processo per diffamazione a carico di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic. Le querele sono state presentate dagli ex vicini di casa Gabriella Micheli e Salvatore Nasti, in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate da Visintin durante trasmissioni televisive nel 2023. In aula Visintin era presente e assistito dagli avvocati Alice Bevilacqua e Paolo Bevilacqua. Davanti alla giudice Fabrizia De Vincenzi sono stati ascoltati proprio i 2 querelanti che hanno ricostruito il loro rapporto con Liliana e Sebastiano. Hanno parlato dell'amicizia, della frequentazione, ma soprattutto di quel pomeriggio del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana, quando incontrarono Visintin nella sua abitazione. Secondo loro, le frasi contestate farebbero riferimento proprio a quella circostanza. Gabriella Micheli ha raccontato in aula di essersi sentita colpita da dichiarazioni che considera diffamatorie e denigratorie. Il punto centrale della sua deposizione è chiarissimo.
Secondo lei, quelle parole avrebbero acceso il web contro di loro. La frase chiave è questa: Visintin, a suo dire, avrebbe scatenato il web. E quando il web si scatena, lo sappiamo, non arriva con il fioretto, arriva con il badile, il megafono e la solita delicatezza di un rinoceronte in una cristalleria. Micheli ha riferito di aver ricevuto insulti e minacce online. Ha raccontato anche un episodio particolarmente pesante. Qualcuno sul web l'avrebbe accusata di aver ammazzato Liliana con l'insulina. E qui siamo oltre la fantasia investigativa. Siamo direttamente nel reparto sceneggiature deliranti, corsia accuse gravissime buttate lì come coriandoli. La donna ha aggiunto che ci sarebbe stata gente andata a fotografare davanti alla loro abitazione con messaggi del tipo: «Guarda che so dove abitate». Tradotto, dalla cronaca nera alla caccia al vicino il passo, per qualcuno è stato brevissimo. Un salto olimpico, praticamente. Peccato che, quando si parla di persone reali, case reali e paure reali, il gioco dell'investigatore digitale smette di essere folklore e diventa un problema molto concreto. Micheli si è mostrata commossa e ha spiegato anche le conseguenze personali di questa situazione. Ha raccontato di essere ingrassata di 25 kg per lo stress e ha detto che in questi 4 anni e mezzo lei e Nasty si sarebbero ammalati. Una dichiarazione forte che porta il processo fuori dalla semplice questione delle frasi contestate e lo porta dentro il danno umano, quello che non si vede nei titoli ma resta addosso alle persone. Al termine dell'udienza, Visintin e i suoi legali non hanno rilasciato dichiarazioni. Più tardi, però, Visintin ha commentato sostenendo che i querelanti hanno raccontato la loro versione e che nelle prossime udienze anche la sua parte avrà qualcosa da dire. Insomma, per ora hanno parlato gli accusatori. Poi arriverà il turno della difesa, perché per fortuna nelle aule di giustizia non funziona come sui social. Non basta urlare più forte per vincere. Ha parlato anche l'avvocato Francesco Mazza, legale di Micheli e Nasty, che si è detto molto soddisfatto dell'esito dell'udienza. Secondo il legale, i suoi assistiti avrebbero confermato in modo preciso e dettagliato le accuse nei confronti di Visintin, soprattutto per quanto riguarda il presunto contenuto diffamatorio delle sue dichiarazioni. L'udienza è stata rinviata al 6 e al 13 novembre, quando saranno ascoltati altri 4 testimoni. E quindi il capitolo resta apertissimo. Da una parte ci sono i querelanti, che raccontano di essersi sentiti travolti da un'ondata di odio e sospetti. Dall'altra c'è Visintin, che per ora non ha parlato in aula ma annuncia che la sua versione arriverà. In mezzo, come sempre, c'è il caso Resinovic, una vicenda già piena di domande, ipotesi, sospetti, dolore e confusione, alla quale adesso si aggiunge anche il processo sulle parole. Perché in questa storia ogni frase pesa, ogni dichiarazione diventa miccia. Ogni apparizione pubblica può trasformarsi in benzina. E il web, quando sente odore di mistero, parte come un trattore senza freni, macina tutto, persone comprese. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.